si è svolta sabato 20 e domenica 21 maggio a Valdobbiadene, presso l'Auditorium Celestino Piva, la prima mostra di modellismo. Una serie di espositori che, con diversi mezzi e materiali, ha voluto mettere a disposizione del pubblico le proprie opere con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell'Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco. Buongiorno, sono Enzo Rossini, presidente del gruppo Amici del Modellismo di Treviso e ci troviamo qui a Valdobbiadene per esporre modelli e per una raccolta fondi per lo IOV di Castelfranco. Lo IOV è l'Istituto Oncologico Veneto, è già la seconda volta che collaboriamo con loro e ci piace collaborare con associazioni che si occupano di sanità, di ricerca, di sociale, perché riteniamo dalle nostre origini che il modellismo fatto solo per la gloria sia inutile. Ci piace vederli, ci piace che la gente ci dica belli, bra, però ci deve essere qualcosa di più, ci deve essere un fine superiore, diciamo così. Ok, questa è la nostra associazione. Siamo un gruppo di 24 persone di tutte le età che fanno modellismo in tutte le sue forme. Andiamo dal modellismo in plastica ai Lego per i bambini, navi modellismo, il dinamico, abbiamo un gruppo che si occupa di trasporti, i camion, i tir, quelle che vedete spesso su YouTube. E tanto altro, adesso stare ad elencare tutto diventa complicato e poi chiediamo alle varie amministrazioni se ci possono fornire un luogo per fare queste manifestazioni per raccolta fondi. Con noi ci sono stati i Lions di Valdobbiadene, ci sono stati i Lions del Nervesa Tarvisium, l'associazizione San Gregorio che qua è di qua, mi pare, e il comune ovviamente, ma il promotore di tutta questa mostra è stato il signor Murer, presidente dell'associazione Trevigiani nel mondo. Devo dire che tutto questo è stato possibile solo grazie alle associazioni degli alpini di Valdobbiadene e di Zenson che ci hanno fornito i tavoli su cui sono esposti i modelli senza alcuna pretesa monetaria. Noi abbiamo un sito dove si possono trovare fotografie e informazioni sul gruppo, si chiama Gruppo Amici del Modellismo .com e là ci sono informazioni sulle mostre successive, sugli appuntamenti, si può trovare informazioni su come iscriversi al nostro gruppo e altre cose. Adesso speriamo di riuscire a fare il giornalino del gruppo in cui vengono mostrate le tecniche che usiamo per i nostri modelli, non che voglia essere una guida come si trova nei manuali, nelle cose, più che altro far vedere o dimostrare come si sono superati alcuni problemi con dei modelli.